Ciao a tutti e bentornati su Big Rocket Project. A parte gli scherzi di questa intro così, ma ho la centralina per le luci e mi diverto un sacco a fare questi effetti. Oggi ci sarà un video un po' differente dal solito, ma sto vedendo che la community si sta allargando, quindi volevo un attimo raccontarvi e aggiornarvi sui miei progetti che mi circondano, visto che l'ultimo aggiornamento che vi ho dato è stato alla fine dell'anno scorso. Comincio col dare il benvenuto a tutti i nuovi iscritti e ringraziarvi per esservi iscritti al mio canale. Volevo raccontarvi un po' dei miei progetti che mi circondano e strutturare questo video un po' parlando del passato, un po' parlando del presente, dei progetti che sto portando avanti e del futuro, di quello che ci sarà nei prossimi mesi. Vorrei cominciare con ringraziare tutti i nuovi iscritti di questo canale. Per loro farò una breve introduzione di chi sono e che cos'è questo canale. Io mi chiamo Mario, ho 28 anni e abito in provincia di Verona, precisamente sul lago di Garda. Non so se qualcuno di voi c'è mai stato, è un posto molto bello. Che cos'è Big Rocket Project? Questo canale è uno dei vari progetti che attualmente sto portando avanti ed è un canale dove io vi voglio condividere i progetti che realizzo. Io voglio fare il maker, per cui vedrete progetti che spaziano dalla falegnameria alla lavorazione del ferro, quando ne avrò l'opportunità, a progetti strani, cose che mi vengono in mente, però non è un canale settoriale dove vedrete solo lavorazione del legno, solo quello. Qua vedrete progetti che mi circondano, progetti che mi piace realizzare, ma non è un canale di fai da te, non è un canale dove io vi insegno come si fanno le cose, perché anch'io le sto imparando a fare proprio nel momento in cui le sto realizzando. Non mi sento di insegnarvi, ma è più un canale dove vi racconto i progetti che realizzo e per intrattenere principalmente e per dare spunti o ispirazione per qualche vostro progetto. Questo è il canale ed è quello che io voglio trasmettere. Quindi vi porto con me nei progetti che realizzo e man mano vi racconto tutto step by step, e progressi in vari progetti e quant'altro. Cominciamo col passato. Ci eravamo lasciati così e a breve caricherò un video dove vi farò vedere tutto il Know-How Studio. Non so se tra 2 settimane oppure tra 3. In quel video lì, dove ci sarà il tour del Know-How Studio, saprete tutto. E lo so che non è passata 2 o 3 settimane, ma è passato molto di più, ma ancora non posso raccontarvi. Sto realizzando un video ad hoc per raccontarvi tutto quello che c'è da sapere sul Know-How Studio. Portate pazienza ancora un po', ma ci tengo veramente a fare un video ben fatto. Sappiate solo che sto lavorando per fare proprio un bel video e appena è pronto ve lo farò vedere. E per il passato alla fine non c'è altro da aggiungere, ci sarà un aggiornamento di questo video e fine. Arriviamo al presente. Ad oggi sto portando avanti vari progettini, tra cui, se non mi seguite, andate a seguirmi su Instagram, perché è il canale che utilizzo più frequentemente e soprattutto riesco a tenervi aggiornati molto meglio e molto spesso su quello che sto realizzando. Al momento sto portando avanti una cucina di design tipo industriale, commissionata su misura, ed è uno di quei progetti che mi piace molto fare, perché è qualcosa di strano, è qualcosa che non si è visto. Riutilizzo alcune parti di cose per farne altre, un misto che però alla fine avrà un look perfetto per il posto dove andrà consegnata. Ad oggi il progetto è praticamente alla fine, devo solamente dare alcune finiture e assemblare il tutto, controllare e poi consegnare. Parlando di un altro progetto invece, oggi io volevo presentarvi un progetto che purtroppo è stato fallimento totale su questo progetto. Ve lo faccio vedere un attimo. Eccolo qua, vediamo se modulatore vocale. Volevo presentarvi questo progettino oggi, ma è stato un fallimento. Purtroppo questo progetto è stato un fallimento perché ho rotto la scheda e non si può aggiustare, e quindi fine dei giochi, semplicemente. Sappiate solo che era un progettino che magari più avanti, se ho l'occasione, riprendo in mano, perché è stata una bella esperienza nella progettazione con Fusion 360 di questo blocco. Praticamente è un modulatore vocale. La sua funzione qual è? Appunto quella di cambiare la voce. Avevi un selettore con 4 posizioni, caricamento a batterie, avevi qua il tuo slot e ci andavano 4 pile LR44. Tu cosa avevi?
tasto di accensione, da questa parte ci sono i fori per un microfono e da questa c'è l'ingresso per le cuffie. Questo cosa ti permetteva di fare? Tramite un'uscita jack potevi collegarlo al telefono o eventualmente sfruttare il microfono integrato o collegare un paio di auricolari e parlare col microfono integrato nelle cuffie. Scegliendo un selettore dall'1 al 4 semplicemente cambiava voce, quindi si potevano fare scherzi telefonici, mandare messaggi vocali strani, non lo so, mi sembrava un bel giocattolino da poter fare, però purtroppo ho rovinato la scheda e ahimè è andato tutto a puttane, con molte incazzature anche a seguire. Ci sono altri progettini che sto portando avanti, ma li sapreste se mi seguiste su Instagram. Andate a seguirmi qua su Instagram, qui andateci, perché spesso e volentieri vi chiedo un consiglio su come andrebbe realizzato, vi chiedo consigli sul design di un determinato progetto ed è molto bello ed è molto interessante vedere i feedback che si ricevono contrastanti rispetto a quello e un altro. C'è un progetto in particolare che è stato praticamente messo in mano a voi su Instagram, ho fatto dei sondaggi e il progetto l'ho fatto in base ai sondaggi che sono stati fatti su Instagram. Per il presente siamo a posto, per cui arriviamo al futuro. Parlando del futuro del canale, quindi vedrete i progetti della cucina, vedrete vari progetti di un rubinetto. Ho in mente di fare un rubinetto in rame, proprio saldandolo, quindi lo faccio principalmente perché voglio imparare la tecnica della brasatura. So che è molto più, tutti a cui ho chiesto mi hanno consigliato ma prenditelo già fatto, ma io voglio fare il maker, ragazzi, io voglio imparare a fare l'artigiano, voglio imparare le tecniche di lavorazione, voglio imparare come si modellano i materiali per arrivare ad un prodotto. È questo che a me piace, è quello che voglio imparare a fare. Per cui quel progetto lì è stimolante per me principalmente perché voglio imparare tecniche nuove, tra cui questa che è appunto la brasatura forte del rame, perché poi la brasatura debole è quella dello stagno che è sotto i 500 gradi. Questo lo so perché l'ho letto su Wikipedia. Comunque dai, a parte gli scherzi, il futuro per il canale. Ci sono veramente delle belle news e tutte che accadono a giugno tra l'altro, per cui vi dirò il mio programma di giugno che è una bomba. Oggi è il 31 maggio, giugno inizia domani, vi spiego tutto il mio giugno, che appuntamenti ci sono e che novità troverete per il canale. La più eclatante di tutte sta tra una settimana. Tra una settimana, dal 10 al 16 di giugno, sarò via. Una settimana. Ma sarò dove? Dove vai, Mario? Che vai a combinare? Andrò... sono troppo gasato. Andrò una settimana a lavorare con Giacomo Whatever e il suo team. Ebbene sì, andrò in quel meraviglioso laboratorio con tutte le macchine per fare tutti i progetti che vuoi con qualsiasi cosa. Andrò là principalmente per dare una mano a loro con i loro progetti, ma soprattutto a me serve perché lì c'è pieno di maker, sono tutti maker ed è un ambiente che a me manca fortemente. Una cosa che mi penalizza un po' nel fare questo percorso qui col canale e diventare un maker è il fatto che ci sia poco confronto. Faccio fatica ad avere un confronto per quanto riguarda le lavorazioni, perché non c'è nessuno in zona, almeno che conosco, o se c'è qualcuno che guarda e sei in zona Verona, provincia di Verona, provincia di Brescia, scrivimi a una mail che ti lascio qua sotto in descrizione. Becchiamoci, raccontiamoci, facciamo qualcosa. Qua la cosa che a me manca principalmente è il confronto e questo mi demoralizza perché i progetti che cerco di portare avanti sono principalmente a lungo termine. Essendo progetti personali, per portarli avanti devi avere un focus mentale sull'obiettivo che vuoi raggiungere, che delle volte viene a mancare ed è motivante per tanti aspetti. E il confronto, ragazzi, niente si fa da soli, niente. Il confronto, il collaborare è una cosa di vitale importanza per qualsiasi cosa. Il confronto per me è molto importante perché
nella mia zona non conosco altra gente che fa YouTube, per esempio, che ci possiamo scambiare idee, consigli di come funziona questa piattaforma e altro, e non c'è nessuno che conosco che fa il maker in generale come vorrei fare io, per cui se ho qualche progetto strano o altro io posso andare a chiedere a qualche artigiano magari come si fa quel determinato lavoro, però l'artigiano di solito sta nel suo schema di come si fa e come si deve fare. A me piace invece spaziare un po' di più in questo ambito, usare dei materiali che non andrebbero utilizzati per quello scopo, trasformarli, dargli un'altra forma, un po' più qualcosa di artistico. E qua mi manca questo tipo di confronto. Per questo motivo ho scritto a Giacomo per chiedergli se potevo andare là a dare una mano per incrementare le mie skills da maker. Mi ha risposto molto gentilmente: certo, non c'è nessun tipo di problema, accettiamo molto volentieri l'aiuto, è sempre ben accetto. E così ci siamo organizzati e finalmente questo momento arriverà molto molto a breve e sarà qualcosa di incredibile, perché finalmente ho l'opportunità di poter lavorare con persone che fanno già quello che io vorrei fare e imparare da loro su tanti aspetti, per cui questa novità è la più importante sicuramente del mese di giugno. Seconda novità di giugno, appena tornato da Giacomo dovrò vedermi con questo ragazzo, si chiama Matteo e fa il videomaker. Vi lascio il suo canale YouTube qua sotto in descrizione. Ci siamo incontrati un giorno parlando un po' di progetti e altro, è venuto a trovarmi qua in laboratorio, abbiamo un po' chiacchierato di cosa fa, cosa non fa, a me cosa piacerebbe fare. Penso che più avanti vedrete dei video realizzati insieme a lui da portare su questo canale, sempre per incrementare la qualità dei video che voglio portarvi, ecco, perché ci tengo molto anche alla qualità video di questi progetti qua, e deve essere qualcosa appunto che deve intrattenervi, e per cui ci tengo a fare qualcosa che sia fatto bene. Terza cosa, che questa verrà attualizzata probabilmente a fine giugno, inizio luglio, avrò un'altra collaborazione con Michele che avete già visto in un video del Know-How Studio, che mi è venuto a aiutarmi a costruire il bar. Se avete visto il video, molto bene; se non l'avete visto e siete un po' pigri, come so, vi lascio la scheda qua in alto. E con lui farò una collaborazione in cui verrà qua nel mio laboratorio, insieme creeremo un progetto veramente veramente carino. Ci sarà anche qualche altro evento a cui andrò a partecipare, che sarà anche questo a giugno, ma non ve lo dico qua, ve lo anticiperò poi su Instagram, per cui non ve lo dico più. Andate a seguirmi su Instagram per piacere, che lì vi tengo aggiornate sempre il più spesso possibile. Grazie. Bene, penso di avervi raccontato un po' tutti i principali aggiornamenti che ci sono. Se avete qualche domanda su quello che faccio, sui progetti relativi, sulle questioni future che andrò a fare, scrivetemelo pure qua sotto nei commenti. Se avete suggerimenti, sono sempre aperto a suggerimenti. Io ringrazio voi che mi seguite e mi date sempre il supporto per continuare a fare questo progetto in autonomia. Vi ringrazio. Se stai guardando il video per la prima volta, iscriviti, che qua facciamo delle cose veramente interessanti. Chi volesse supportare questo progetto, qua sotto in descrizione trova dei link per PayPal e una wishlist di Amazon, altrimenti un bel like e un'iscrizione sono sempre ben accetti. Io vi ringrazio veramente sempre tutti e ci vediamo il prima possibile con un nuovo progetto. Ciao!